mazze di legno e di forconi su forcone si muovono, lateggiando superbi, provocando con dei stenni il suono delle ossa che hanno legate sulle spalle. Se possiedono come corno di bue sa coronetta che suonano per tutta la durata della cerimonia. La vittima, predestinata al sacrificio, Surzu, è rappresentata da un uomo che indossa un'intera pelle di pecora di toro con il capo sormontato da maestose corna di toro, ma che a differenza degli Arestes non ha ossa sulle spalle. Il corteo procede in modo apparentemente disordinato. Gli Areste animano scontri, evocano combattimenti o danze, tipiche del corteggiamento tra animali. Sono segnati propiziatori e sollecitano la benefica pioggia a una buona, produttiva annata agricola e pastorale. In testa al corteo, uno o due Arestes tengono legato con una catena la vittima predestinata al sacrificio, Surzu. Esso viene percosso da tutti gli Areste del gruppo durante tutto il percorso della sfilata, che culmina con l'uccisione della vittima colpita a morte. Al segnale del capobranco gli Areste si dispongono in cerchio attorno alla vittima Surzu, ormai inerme, e al suo segnale effettuano 13 salti ad indicare le 13 fasi lunari di un anno, in onore del dio, al quale si chiede un'annata agricola e pastorale abbondante. I salti sono cadenzati dal suono delle corna di bue, al nuovo segnale del copribanco, che intanto tiene la vittima legata alla terra, al centro del cerchio. Si levano il copricapo e lo poggiano a terra. Piero.
dopo. Noi abbiamo 4 ombrini, 4
Una birra qua. Dove abbiamo la baracca? Non sei salito sulla stazione.
Grazie.